Un ben ritrovati a tutti i telespettatori. Dunque si è concluso il Consiglio provinciale in stazione a Padova, un consiglio straordinario, c'è stato un dibattito sulla sicurezza, come avete sentito anche nell'anticipazione dei titoli, c'era il prefetto, c'era il questore, ma dopo la nostra diretta abbiamo raccolto, per così dire selezionato, i momenti salienti di questo consiglio. Guardiamoli insieme. A Monza i commercianti dell'Ascom di Padova in protesta contro la manovra del governo. Ad accogliere la polizia e il capo di gabinetto del ministro Calderoli, unico dei 4 ministeri ufficialmente aperti. Una delusione è il commento del presidente dell'Ascom Fernando Ziglio, che promette torneremo, ma questa volta a sorpresa. I dettagli. Bufera sui biglietti per Cittadella Padova di domenica prossima, saranno disponibili per i non tesserati di Cittadella e comuni confinanti, ma non per i padovani, che potranno andare solo se in possesso di tessera del tifoso. Certo, i tifosi del Padova residenti a Cittadella potranno entrare allo stadio. Intanto è finito 1-1 il posticipo tra Torino a Cittadella, ma i Granata all'Olimpico avrebbero potuto anche dare di più e tentare il colpaccio se non avessero sprecato tanto. La cronaca della partita. Buonasera, questi erano i titoli. Dunque, il primo servizio riguarda proprio l'operazione che avete sentito nelle anticipazioni della Guardia di Finanza di Padova, che ha sgominato nel veneziano un'organizzazione legata alla camorra che produceva capi di vestiario con false grip. La merce era destinata alle spiagge. Tutti i dettagli di questa operazione. E lunedì prossimo suonerà la campanella per 105.000 studenti delle scuole della provincia. Manca il nuovo dirigente scolastico, è stato nominato Paolo Iacolino, ma per rallentamenti burocratici non è ancora il suo posto. Sentiamo. Contro l'arrivo di Veneto City, la nuova mega cittadella dello shopping tra Dolo e Pianiga, è scattata a Padova una raccolta firme dei commercianti del centro. Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica e il comune contro la nuova struttura. I dettagli. Il Veneto è tra le terre del nostro bel paese che da sempre sforna grandi giocatori. Il debutto per gli azzurri, appunto per la nazionale italiana, con la spinosa Australia. Tutti i dettagli. E un ben ritrovati a tutti i telespettatori. Lo avete sentito anche nelle nostre anticipazioni dei titoli. L'Arcella, il quartiere a luci rosse, prostitute di giorno e di notte. I cittadini sono in rivolta, chiedono più controlli e forze dell'ordine. Il Consiglio di circoscrizione annuncia delle azioni eclatanti e intanto però accusa il comune ci ha abbandonati. Naturalmente abbiamo sentito le voci. Ci spostiamo adesso nell'Alta Padovana, continua la linea dura del sindaco di Cittadella e onorevole Massimo Bitonci, dopo aver vietato, ha dato il divieto ai kebab di aprire in città. Ora giro di vite anche per quanto riguarda poker, sexy shop e circoli privati. Lunedì in Consiglio Comunale arriva la proposta della Giunta. L'intervista a Massimo Bitonci. Anche i nomadi di via Longhin entro fine anno avranno le loro nuove abitazioni. La Lega attacca l'amministrazione, i soldi potevano essere investiti nel fondo anticrisi per aiutare le famiglie padovane in difficoltà. Ascoltate. Il primo giorno di scuola, sono oltre 107.000 gli studenti padovani che oggi hanno risposto al richiamo della prima campanella del nuovo anno scolastico, inizio non senza proteste, soprattutto nella scuola primaria, dove i tagli hanno colpito in particolare il tempo pieno e le ore di sostegno. Le interviste. Torniamo alla cronaca. Sparite le 6 panchine della piazzetta dell'ex collegio delle suore elisabettine a fianco della chiesa di Sant'Antonino all'Arcella. Troppi bivacchi con schiamazzi e degrado. I residenti ringraziano perplesso il parroco. Ascoltate. Eccoci di nuovo in studio, ma solo per i saluti, non ci sono altre notizie. Grazie per l'attenzione e arrivederci naturalmente alla prossima edizione. Un team di psicologi in soccorso degli alluvionati di Casalserugo. A quasi un anno dal terribile evento sono soprattutto gli anziani a chiedere sostegno. Ad ottobre ci saranno delle consulenze gratuite, un seminario sul tema appunto nell'ambito del mese del benessere psicologico. Di che cosa si tratta? Ascoltiamo. Tra i 5 e i 7 gradi sopra la media, con massime che hanno sfiorato, pensate, i 34 gradi a Galzignano Terme. Il caldo record registrato in questi primi 15 giorni di settembre sembra destinato a durare ancora per tutta la settimana, ma per saperne di più sentiamo i nostri esperti. E adesso invece vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore. Ascoltate. E ora la politica da Venezia per il Padania Day. Bossi rilancia il tema della secessione proponendo un referendum. Critiche le reazioni del centro-sinistra padovano, ma anche da parte del PDL, che non apprezza l'ennesima esternazione del senatore. Sentiamo allora i commenti.
Sia sabato sera che domenica sera folti gruppi di nordafricani hanno dato vita a 2 violente risse in Prato della Valle. Potrebbe trattarsi di scontri per il controllo del territorio da parte di spacciatori che qui, dicono i residenti, sono sempre più presenti. Servizio. Eccoci di nuovo in studio e si conclude anche il nostro telegiornale. Non ci sono altre notizie. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Pusher espulsi, la cattura del nordafricano che ha picchiato il medico al portello e l'identificazione del complice. La risposta repressiva delle forze dell'ordine in città alla presenza di immigrati molesti e violenti. Intanto continua il nostro viaggio nei luoghi difficili di Padova. Oggi siamo tornati nella zona Duomo e in Piazza delle Erbe, dove il malumore rimane. Abbiamo anche raccolto delle interviste, ascoltatele. E adesso invece siamo allo sport, al calcio di Serie B. Sabato pomeriggio contro l'Empoli inizia la serie di 3 partite in una settimana per il Padova, 2 trasferte consecutive a Empoli e a Bergamo, poi il match di sabato 8 ottobre in notturna a Leuganeo contro il Brescia. Ma intanto analizziamo la prima trasferta con mister Dal Canto e con il centrocampista Andrea Bovo. Abbiamo sentito naturalmente, li abbiamo sentiti. Ancora cronaca, è stato identificato e denunciato dai carabinieri l'uomo che una settimana fa aveva conficcato il dardo di una balestra nel balcone di un magazzino di Selvazzano Dentro. Si tratta di un vicino di 43 anni, appassionato di tiro con l'arco. In casa sono stati trovati balestre, archi e un fucile non denunciato. Ma sentiamo anche altre notizie, anche dalla provincia, sempre di cronaca. Nuovo regolamento ISEE a Padova, più controlli, meno esenzioni rilasciate. Nei primi mesi già 18 i casi segnalati alla Procura della Repubblica e per i furbetti la vita sarà sempre più dura. I dettagli. Eccoci di nuovo in studio, adesso vi lasciamo con gli SMS che sono arrivati in redazione proprio relativi al nostro Dite la vostra, la sicurezza in città a Padova, se il comune è assente o meno. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione naturalmente, arrivederci.